Buongiorno, benvenuti a questo incontro dove avremo modo di parlare di giovani, formazione e spirito olimpico assieme ai protagonisti dei prossimi campionati del mondo di Cortina e delle future Olimpiadi 2026. So che siamo in tanti collegati, questo ci fa solo che piacere, abbiamo dovuto anche ampliare la possibilità delle iscrizioni. Io subito passo la parola, prima di passare, scusate, la parola al moderatore, quindi a Vittorio Savio Allegri, facciamo partire un video di intro che parla proprio di come lavoriamo noi di Enai Pavento. Mi chiamo Sandro Dal Piano e avremo modo di conoscerci. Grazie. Wake up from a daydream, feel your neurons ignite. Levitate your body, thoughts and limbs reunite. So come on, come on, come on, rock a two-step, shake them bones. So come on, come on, come on, taste the rhythm on your tongue. Make it shine like gold, make it shine like gold.
Ecco, questo è l'intro con quale volevamo proprio aprire questo incontro. Parla di vite di persone che si incrociano, ma grazie anche a ENAIP cambiano e offrono delle opportunità, quindi innovazione, futuro, cambiamento e soprattutto, avete visto alla fine, crederci. È un po' lo spirito con cui oggi iniziamo questo incontro. Ringrazio tutti quanti i relatori che si sono collegati, siamo tutti presenti. A te la parola, Vittorio, che ci conduci, Vittorio Savio Allegri, giornalista sportivo, che ci condurrà all'interno di questo viaggio. Abbiamo i tempi come per queste cose naturalmente contingentati, però cercheremo di fare i bravi come ho promesso alla regia. Grazie e buona visione. Grazie Sandro, buongiorno a tutti, quasi tutti quelli presenti mi conoscono, ormai da 30 anni seguo il mondo dello sci, della Coppa del Mondo, ma anche di altri eventi legati sempre agli sport della neve, soprattutto dal biathlon allo slittino, allo sci nordico. Prima di iniziare questo breve incontro con alcuni dei protagonisti che sono stati un po' i protagonisti della storia dello sci, abbiamo anche poi il presidente della FISI Flavio Roda, che ringrazio della sua presenza, Alessandro Benetton, presidente della fondazione la Fondazione Cortina 2021, dei mondiali che a febbraio saranno in corso di a Cortina d'Ampezzo. Volevo fare un breve ricordo di una persona che ci ha salutato proprio ieri, Valerio Ghirardi, uno dei più grandi, importanti e conosciuti tecnici dello sci, un personaggio che ha legato il suo nome alla federazione, alla FISI, allenando atlete come Isolde Kostner, con la quale ha vinto moltissime medaglie, tra cui un argento alle Olimpiadi di Salt Lake City nel 2002 in discesa libera, che poi ha allenato anche la federazione paralimpica con Melania Corradini, poi è stato un po' in giro per il mondo e ha portato poi a grandi successi anche Tina Maze, la slovena, la grande campionessa di sci alpino. Ci ha salutato, io volevo fare questo breve ricordo per salutare Valerio, che sicuramente ci mancherà sulle piste da sci da qui in avanti. Grazie. Chiudendo questo capitolo, volevo presentare appunto i personaggi che abbiamo qui, il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, che saluto e ringrazio del suo intervento. So che è molto impegnato perché i mondiali anche di sci stanno per arrivare, e questo sicuramente è un evento che per Cortina è molto atteso. Ha subito alcuni piccoli intoppi dovuti alla pandemia di Covid, ma siamo sicuri che a febbraio Cortina sarà pronta ad accogliere questo grande evento che è appunto il mondiale di Cortina d'Ampezzo. Saluto anche Giorgio Sbrissa, che è l'amministratore delegato di ENAIP, che ci saluterà anche lui brevemente dopo nel suo intervento. Saluto Flavio Roda, l'ho già salutato prima, il presidente della FISI, una delle federazioni più importanti a livello sportivo ma anche economico per quanto riguarda gli sport della neve italiani. Ecco, io darei la parola subito al sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, per un saluto in occasione di questo evento. Sì, porto il mio saluto, il mio ringraziamento anche a Vittorio per questa opportunità, per questa occasione. Devo dire, ogni volta che ci sono queste riunioni si trovano tanti collaboratori, ma direi anche amici, quindi è sicuramente l'occasione anche per fare un po' il punto sulla situazione, sulla stagione imminente, con tutti i grandi punti interrogativi che si pongono, uno per tutti appunto l'apertura degli impianti dei sci, però in questo momento è un tema talmente caldo che non affronterò e non affronteremo. Devo dire che il tema ovviamente dei giovani, dello sport, è il tema su cui la mia amministrazione si è impegnata e sta lavorando da anni.
quindi con delle sfide che sono veramente delle sfide, che sono appunto i mondiali che ospiteremo il prossimo anno a febbraio, dal 7 di febbraio, su cui devo dire la nostra cittadina ha puntato molto, un'occasione importante non solamente dal punto di vista sportivo ma anche di sviluppo. Devo dire che Cortina, grazie ai mondiali e anche in prospettiva alle Olimpiadi con Milano Cortina 2026, ha avuto l'occasione, l'opportunità di una modernizzazione complessiva, sempre ovviamente puntando e guardando giustamente ai giovani. C'era sicuramente un gap che doveva essere colmato, l'occasione dei mondiali sicuramente. Qui ovviamente abbiamo anche il nostro Alessandro Benetton che saluto e ringrazio, presidente della fondazione. Devo dire che abbiamo dato veramente un giro alla nostra città, ovviamente con interventi e soprattutto una prospettiva che fino a qualche anno fa era assolutamente impensabile, e con una ricaduta di cui ne beneficeremo sicuramente negli anni a venire. L'innovazione è quindi all'interno ovviamente di un programma che stiamo affrontando, c'è tanta voglia di futuro, e ovviamente i grandi eventi sono l'occasione non solamente per guardare appunto come vogliamo appunto ai giovani, ma è una prospettiva ovviamente sportiva e di ammodernamento complessivo. Ripeto, noi abbiamo l'esempio, e devo dire che può essere veramente l'esempio Cortina, che può essere anche forse esportato, dove Cortina effettivamente è tutta un cantiere. Fortunatamente per quanto riguarda la parte sportiva ovviamente siamo perfettamente in linea, e quindi per febbraio saremo assolutamente pronti per disputare, mi auguro, un grande campionato. Però devo dire, dal punto di vista alberghiero, infrastrutturale dei servizi, mai si erano visti tanti interventi, mai si erano viste a Cortina tante risorse confluire nella nostra località. Quindi veramente un ringraziamento ai grandi eventi, e un ringraziamento ovviamente a tutti gli attori di questo cambiamento, direi, che mette al centro certamente l'ambiente, la natura e la nostra bellezza, ma complessivamente l'ammodernamento della nostra località. Quindi il governo, la regione Veneto, che devo dire ci affianca ed è molto vicina in questo gap che viene colmato tecnologico e anche infrastrutturale, e con dei passi avanti verso, ripeto, in prospettiva mondiale e in prospettiva olimpica, perché veramente quello è il faro che ci sta guidando in qualche modo. E quindi grazie ovviamente, perché vedo forse sarà poi presente in collegamento anche a Malagò, perché devo dire è stato il deus ex machina un po' di tutto questo opportunità olimpica. E adesso non vedo comparire Roda, ma devo dire Roda c'è sempre stato al nostro fianco, e quindi devo dire che siamo una bella squadra, con tutte le difficoltà che ci sono, si sta sicuramente combattendo, ma nella consapevolezza che sicuramente riusciremo a fare qualcosa di importante, di bello per il nostro futuro e anche per il futuro ovviamente dei giovani. E grazie. Grazie al sindaco di Cortina, che ringrazio, persona che è sempre stata molto vicina in questo momento agli sport della neve, con tutte le problematiche che chiaramente la pandemia di coronavirus ha provocato, e quindi sicuramente il lavoro è stato maggiore rispetto magari a un'edizione classica di un mondiale di sci come si è svolto fino ad oggi. Cortina dovrà affrontare anche questa prova, e questo sicuramente sarà importante, sarà da vetrina anche per gli altri paesi che da avanti si dovranno impegnare in altri eventi, in grandi eventi sportivi come appunto i mondiali di sci. Volevo appunto, il sindaco Guidina ha anticipato, avremo anche il saluto, l'incontro con il numero uno dello sport italiano, con il presidente del CONI, Giovanni Malagò, che ci raggiungerà durante questo nostro incontro. Intanto vi volevo anche presentare alcuni dei protagonisti che saranno qua presenti oggi, che sono Christian Ghedina, Denise Carbon e Werner Hell, tre grandi atleti che hanno un po' rappresentato il nostro paese in giro per il mondo, che sono stati autori di grandissime prestazioni e che oggi
in alcuni settori si occupano, come Christian Ghedina, che è testimonial dei mondiali di casa sua, appunto di Cortina 2021, o di Werner Hell, che si occupa per un grosso marchio come Atomic di trovare giovani talenti, e Denise Carmon, che nel suo piccolo, vivendo a Castelrotto, comunque vive sempre il mondo della neve, oggi fa la mamma, e quindi da questo punto di vista anche per quanto riguarda i giovani forse si è un attimino specializzata. Io adesso vorrei parlare appunto di Mondiali di Cortina 2021, lanciare il video di presentazione di questo mondiale, poi darò la parola ad Alessandro Benetton come presidente della Fondazione Cortina 2021. Qualche problema? Ecco, questo è il video di presentazione dei mondiali. Volevo ricordare appunto che questo evento inizierà il 7 di febbraio a Cortina d'Ampezzo. Prima però di dare la parola ad Alessandro, volevo passare la palla un attimo solo a Giorgio Sbrissa, amministratore delegato di Enhype, per 2 parole di saluto di questo incontro. Buongiorno a tutti. Spero che si senta bene e ovviamente ringrazio tutti i partecipanti e lo dico con grande orgoglio per l'organizzazione che rappresento, che è l'ENEIP. Una prima cosa, per noi abbiamo voluto fortemente questo evento per un motivo semplice che tutti conoscono, ma in realtà pochi poi applicano. Lo sport deve essere una parte integrante fortissima del percorso educativo di tutte le ragazze e di tutti i ragazzi. Noi lo crediamo fortemente questa cosa. La seconda cosa, lo dico anche per gli ospiti, come organizzazione, come formazione, siamo fortemente presenti nella montagna. E l'anno scorso abbiamo finito nel restaurare un nostro centro in Longarone. Io credo che siamo fra i pochi che riescono ancora a investire 2 milioni di euro per il territorio, per un territorio che per noi vuol dire tanto. Stavo dicendo, l'abbiamo voluto tanto, lo sport è parte fondamentale, lo sappiamo, perché nello sport c'è la sconfitta, c'è la vittoria, c'è la squadra, ci sono le regole e bisogna stare insieme anche con gli altri, anche negli sport individuali. E questa poi è una parte fondamentale delle competenze che servono per il mondo del lavoro. Noi siamo un'impresa sociale. E questo vuol dire che esistiamo se facciamo qualcosa che ha un valore aggiunto per il territorio dove siamo. E io credo che in questo momento il nostro impegno, in questo momento difficile che stiamo vivendo, il nostro impegno deve essere sempre più grande per il territorio. E quindi vorrei lanciare una proposta, la voglio lanciare a tutti coloro che sono presenti, e la lancerò anche a Malagò,
che lo devo dire è un nostro grande amico, ci segue tantissimo sulle nostre attività, ci segue anche perché dovete sapere noi solo in Veneto abbiamo 4.000 ragazzi e tutti i nostri 4.000 ragazzi sono comunque iscritti a un'associazione sportiva e fanno sport, gli sport più variegati. I ragazzi che abbiamo solo nell'arco alpino come Enep sono circa 20.000 ogni anno e formiamo 30.000 adulti. Qual è la proposta che voglio fare? Noi riteniamo che la formazione debba essere competitività per un territorio e inclusione. C'è questo evento grandissimo, credo che soprattutto per quanto attiene i ragazzi devono imparare che il ricevere vuol dire anche donare, il principio del dono deve essere una cosa importante, ci sarà molto lavoro da fare e quindi la prima proposta che faccio e mi impegno per questo è far sì che la maggior parte dei nostri ragazzi, a titolo anche di volontariato, in un sistema organizzato che sarà responsabilità di chi lo deve organizzare, siano disponibili ad aiutare quel territorio, a supportare in tutte le cose che potranno fare e che sanno fare. E credo che questa debba essere un input fortissimo perché è attraverso anche questi eventi che si vede la relazione all'interno delle comunità. La seconda cosa è che vorrei tanto candidarci, vorrei che noi fossimo un soggetto, facciamo formazione professionale. Ci sarà bisogno di tantissima formazione, bisognerà formare, si parlava prima, lo diceva il sindaco di Cortina, avremo bisogno di camerieri, cuochi, operatori tecnici, operatori del turismo. Su questo, come impresa sociale, ve lo anticipo subito, saremo disponibili. Siamo un soggetto, quantomeno nel Bellunese o nel Trentino e quant'altro, siamo l'ente più grande di formazione e quindi ci candidiamo anche su questo, insieme anche con altri soggetti che verranno individuati, a supportare tutti i percorsi formativi delle persone che dovremo formare per far sì che l'evento abbia un grande successo. Io questo volevo dirvi e lo diciamo con un principio veramente di attenzione al territorio vero e grazie a tutti di quello che state facendo per noi in questo momento. Grazie a Giorgio Sbrissa, amministratore delegato di Enhype. Credo che le sue parole saranno accolte con piacere sia dal sindaco di Cortina, sia anche da un presidente di Fondazione Cortina 2021, ma soprattutto da un imprenditore come Alessandro Benetton, che credo che queste cose le conosca molto bene. Io darei la parola al presidente Flavio Roda della FISI, perché in questo momento poi lui dovrà salutarci perché ha degli altri appuntamenti, siamo nel pieno della stagione di Coppa del Mondo e quindi ha altri impegni, e quindi darei la parola al presidente Flavio Roda, presidente della FISI, naturalmente rappresenta una delle più importanti federazioni italiane e rappresenta soprattutto la federazione che nei prossimi mesi andrà ad organizzare questo grande evento che è Cortina 2021, i mondiali di sci. Ci sei, Flavio? Sì, buongiorno a tutti. Ecco, io a Flavio più che gli darò la parola per un saluto, ma soprattutto poi vorrei chiedergli soprattutto come sta vivendo la FISI questo momento particolare dovuto soprattutto a questa pandemia di Covid che ha stravolto completamente quello che è il mondo sportivo e anche il mondo sportivo dello sci, e soprattutto anche in ottica Cortina 2021. Sì, buongiorno a tutti. Intanto porto saluto dalla federazione, ringrazio per questo invito, è un piacere essere qua con voi. E veniamo subito a quello che è la domanda. È una domanda che è abbastanza impegnativa, diciamo, la risposta, perché capirete bene che è un momento veramente per noi abbastanza importante, ma anche molto difficile da affrontare. Abbiamo avuto questa interruzione nel mese di marzo e quindi da lì poi abbiamo ripreso tutto quello che è l'attività di preparazione a giugno, e fino ad ora direi che la preparazione per tutte le discipline è andata abbastanza bene, quindi è stata funzionale a tutto quello che era la programmazione, a parte le trasferte, quindi le grandi trasferte che abbiamo sempre fatto negli anni passati sono venute meno, però dobbiamo dire che in tutto quello che è stato l'impegno
dei nostri tecnici, degli atleti in generale, tutto è andato per il meglio, quindi la preparazione si è svolta nel miglior modo. Sicuramente con tutte quelle che sono le precauzioni, con tutte quelle che sono veramente le attenzioni del momento. Ora però è il momento più delicato, è il momento forse più difficile da affrontare, perché in questo momento inizia tutte le competizioni, quindi tutte le competizioni di alto livello, quindi le Coppe del Mondo, le Coppe Europa, tutte le gare internazionali e di tante discipline diverse che per noi in effetti creano un impegno maggiore, anche perché ci vuole una grande attenzione a tutti quelli che sono i vari protocolli, prima di tutto delle federazioni internazionali, ma poi ancora di più quelli che sono i protocolli delle varie nazioni. E sapete benissimo che in questo campo in effetti c'è molte differenze e quindi non sempre è facile, diciamo, interpretare tutti quelli che sono i vincoli che ogni nazione mette e quindi che le federazioni internazionali poi dopo mettono in obbligo per i vari atleti. In questo momento è partito quelli che sono gli eventi dello sci alpino in particolar modo, però questa settimana inizieranno altre discipline importanti, quindi abbiamo altri atleti che sono già in trasferta. E sicuramente che tutto quello che si sta vivendo è la grande attenzione per la salute. Non vi nascondo che anche noi abbiamo i nostri casi, quindi che dobbiamo gestirli, dobbiamo gestirli nel modo più corretto, perché sulla salute non si può scherzare, quindi bisogna avere molta attenzione. I nostri sono tutti sport individuali, però nel contempo sono sport che si fanno all'interno di un gruppo di lavoro e quindi questo diventa abbastanza complesso. Però da subito abbiamo creato delle strutture che sono efficaci, perché sono delle strutture con la nostra commissione medica, abbiamo creato dei responsabili medici, quindi un medico responsabile per ogni disciplina, e poi questi sono coadiuvati da altri medici che in poche parole gestiscono tutte le varie trasferte. Quindi è complesso, diciamo, tutto il lavoro che viene svolto, però c'è una grande attenzione e quindi questo ci permette di andare avanti in sicurezza. In ogni momento, quindi, dove ci sono delle necessità, ci sono degli interventi immediati. L'unico punto che, diciamo, in questo momento ci mette un po' e ci fa un po', ci crea difficoltà di gestione di tutto l'insieme, tutto quello che è l'attività giovanile, perché l'attività giovanile in questo momento che è una particolarità della nostra federazione. Noi negli ultimi anni siamo stati molto attenti a quello che è la formazione giovanile, perché avevamo bisogno di incrementare questa attività un po' in tutte le discipline, no? Perché si parla sempre di sci alpino, però noi abbiamo 10 discipline olimpiche più altre 5 non olimpiche e tutte hanno un valore in particolar modo poi quando si parla di Olimpiadi, perché le medaglie sono tutte uguali, non è che c'è una differenza, quella d'oro è d'oro, quella d'argento è d'argento, quella di bronzo è di bronzo, quindi su questo bisogna fare molta attenzione. E come federazione siamo attenti a tutte le discipline, anche quelle discipline che se ne parla di meno, che forse hanno solo importanza nel momento, e dico solo perché dispiace dare questo significato, perché tante volte bisognerebbe invece avere attenzione non solo nel momento olimpico, ma in quello che è tutto il percorso delle varie discipline dei vari atleti. Però come dicevo, questo momento ci crea più difficoltà a livello giovanile, perché abbiamo dovuto interrompere per un mese questo mese qua e prenderanno lunedì tutte quelle che sono le categorie minori, quindi da quelli che sono i giovani, da quelli che sono gli allievi, i ragazzi, quindi tutte quelle categorie che poi sono in poche parole il grande vivaio del domani. Abbiamo dovuto interrompere perché giustamente abbiamo dovuto attenerci a quelli che sono le regole di PCM, quindi che era stato emanato il 4 di novembre. Da lunedì abbiamo dato un'interpretazione, penso molto corretta, a quelle che sono le linee guida per ci sia una ripartenza sui giovani e quindi ci sarà questa possibilità, sicuramente con una grande difficoltà che sono quelle che le stazioni di sci, in poche parole, sono al momento chiuse, quindi bene o male abbiamo solo alcune stazioni, pochissime in Italia, che sono aperte
e quindi questi ragazzi sono soggetti a spostamenti, sono soggetti, diciamo, a difficoltà enormi, quindi gli sci club, tutto quello, i comitati regionali, tutto quello che è tutta la periferia che ruota attorno a questa federazione, che sono circa 1200 sci club, sono 18 comitati regionali, quindi c'è un mondo veramente importantissimo che in effetti in questo momento sta soffrendo tantissimo. Ed è per questo che io negli ultimi giorni ho preso anche posizione netta, perché penso che non si può abbinare quello che è le stazioni di sport invernali e quindi le nostre stazioni sciistiche delle Alpi e dell'Appennino a quello che possono essere le varie discoteche o le Movida o quant'altro. Secondo me è molto riduttivo questo, quindi è un peccato che un governo che dovrebbe essere attento a tutto il mondo, a tutto quello che è il mondo, diciamo, economico in particolar modo, ma anche lo sport, perché lo sport in particolar modo gli sport invernali creano un indotto diretto sul territorio, quindi che non ci sia questa attenzione, che si parta subito con negare un qualcosa. Quindi io in questo momento ho preso posizione proprio perché penso che ci dovrebbe essere una riflessione da parte di tutti di vedere quello che si può fare, perché io non penso che sia il modo migliore sia chiudere le stazioni. Io penso che il modo migliore sarebbe cercare di trovare delle regole ben precise, ferree, e però che permettano anche a quello che è l'attività invernale, non solo diciamo degli atleti, non solo della parte agonistica, ma anche del turista, di poter portare valore aggiunto a quello che sono i territori montani, anche perché dobbiamo tenere presente che la montagna è fragile, nel senso che tutta l'economia della montagna è molto fragile, perché è soggetta a questi mesi che sono mesi importantissimi, quindi sappiamo benissimo cosa vuol dire l'inizio di stagione, sappiamo benissimo cosa vuol dire il Natale, questi periodi sono importantissimi per l'economia montana, quindi se noi interrompiamo questo ciclo diventa veramente difficile sopperire e non penso che siano sufficienti, diciamo, dei ristori o quant'altro, perché sono cose che sono veramente minime, che non danno la possibilità alle stazioni di poter sopportare, diciamo, in questo momento queste grandi difficoltà. Quindi a questo ne deriva poi una grande sofferenza di tutto quello che è il nostro mondo sportivo, quindi di tutto quello che è il mondo sportivo, in particolar modo di tutto quello che è l'attività giovanile. Perché se l'alto livello viene gestito, quindi le Coppe del Mondo vanno avanti, noi adesso inizieremo con una serie di Coppe del Mondo in Italia, un prossimo weekend recuperiamo 2 Coppe del Mondo che non si fanno a Val d'Isère, le recuperiamo noi, dopo abbiamo una serie tutto il mese di dicembre, siamo protagonisti in campo maschile, poi dopo inizierà a gennaio con gare femminili per arrivare al Mondiale di Cortina, che il Mondiale di Cortina è un grande evento, veramente è un evento importantissimo. Sicuramente adesso si sta vedendo questo Mondiale come un filo conduttore che ci porti all'Olimpiade del 26, però questo Mondiale io penso che abbia ancora un'importanza maggiore, perché questo sarà la dimostrazione dell'efficacia di un comitato, di una città veramente che si sta impegnando tantissimo. Le parole del sindaco di Ghedina sono state importanti perché ha detto alcune cose, un territorio che veramente ha ripreso in mano con determinazione l'idea veramente di fare un grande evento, ma di cercare di creare sviluppo attorno a questo grande evento. E questa è la grande, e di lasciare qualcosa, non fare l'evento fine a se stesso, ma questo deve avere un lascito veramente per tutti quanti, per il territorio, per i giovani, per tutto l'insieme. E poi è una grande prova generale per questo avvio verso un'Olimpiade importantissima che sarà quella del 26, che sicuramente abbraccia tutto l'arco alpino, ma ancora di più abbraccia tutta l'Italia. Quindi se saremo bravi, se sapremo utilizzarla nel modo migliore, sarà l'evento che potrà darci veramente grande immagine. Per questo che, ancora ripeto, penso che non dovremmo in questo momento chiudere veramente completamente la porta in faccia alle stazioni di sport invernali, ma noi dovremmo cercare di trovare la soluzione perché si possa aprire, si possa andare a sciare in sicurezza con tutte le attenzioni.
Grazie al presidente Flavio Roda, sicuramente parole molto importanti, anche molto pesanti, che sicuramente in questo momento fanno anche bene sentire, perché è una situazione sicuramente particolare che stiamo vivendo, e anche dal punto di vista economico, per le località sciistiche, per le nostre regioni alpine, ma anche quelle appenniniche. Poter pensare di riaprire è sicuramente importante, perché comunque è un'economia che deve camminare, altrimenti arriviamo al default. Grazie Presidente Flavio Roda. Io adesso saluto intanto Giovanni Malagò, il Presidente del CONI, che ci ha raggiunto, ma prima di far parlare il numero uno dello sport italiano, abbiamo parlato di mondiali di Cortina 2021, abbiamo ospite Alessandro Benetton, che è presidente della Fondazione Cortina 2021, ma è anche un imprenditore, e quindi le parole di Flavio Roda sicuramente non l'avranno colto impreparato da questo punto di vista. Parola a te Alessandro, benvenuto con noi. Grazie, buongiorno a tutti quanti, mi fa piacere essere con voi. Beh, io penso che il mio mestiere adesso, ecco, oltre a fare un'osservazione, come hai sottolineato tu, da imprenditore, no? Che cerca di guardare un po' dall'alto questo dibattito, da questa situazione che nessuno mai lui avrebbe voluto vivere, come si incastra con un grande evento, non posso più scusare le parole di Flavio Roda, no? Che al di là di dare giustamente cosa doverosa da parte di tutti noi, una centralità assoluta al tema della sicurezza e al tema della salute, però dobbiamo pensare anche alla salute del sistema più largo, no? Quindi considerazioni che facciamo oggi rispetto al settore, rispetto alle figure, rispetto a come stiamo in questo momento, deve tenere in considerazione a 360 gradi le problematiche. Questo è l'approccio che suggerirei anch'io. Lo stesso tipo di approccio che ho avuto quando ho accettato questa grande importante sfida di presiedere l'organizzazione per i mondiali di sci del 2021, dove sostanzialmente mi sono comportato da imprenditore, ma con una sensibilità, penso con la volontà di essere sensibile rispetto a così, il valore del grande evento che può fare la differenza. Reitero delle cose che ci sono già state dette. Prima di tutto il sindaco mi ha spiegato molto bene che il grande evento, l'abbiamo in mente, per il mondo può fare la differenza, quindi ci siamo ispirati all'Expo che ha rilanciato a Milano, a suo modo nell'Olimpiadi del 2006. Abbiamo immaginato che il grande evento potesse fare la differenza, il grande evento con il lancio del territorio, l'ha detto molto bene il sindaco Medina, gli albergatori, la nuova comunità che si è mossa, nuovo, quello che io chiamo l'effetto palla di neve, un nuovo entusiasmo che è diventato la benzina per poter guardare con più fiducia al futuro. Il futuro che, come diceva Sbissa, non può partire dalla comunità locale, da chi vive l'evento e chi deve trarre un beneficio più diretto. Certo c'è il beneficio nazionale, sentiremo appunto Giovanni Malagò che ci racconterà questi valori che sicuramente condividiamo, l'importanza dello sport, l'importanza della crescita, abbiamo sentito dei giovani atleti, ma soprattutto dei giovani, dei nuovi cittadini del domani, no? Con una coscienza sociale più completa forse di quella che hanno avuto le generazioni passate. Abbiamo cercato dal giorno 1 di essere molto pragmatici, abbiamo cercato io posso garantirvi che siamo assolutamente pronti per questo evento, siamo assolutamente pronti per questo mondiale dal punto di vista sportivo e agonistico. Le piste sono pronte, ho visto proprio l'altro giorno, sono stato con Alberto Dizze a vedere la nuova Labirinti, questa pista incredibile, saranno praticamente la pista in cui dal nuovo parterre di Lumerno, il vecchio arrivo è stato spostato, quindi c'è un sacco di arrivo che è veramente molto bello, molto iconico, si potrà vedere questa grande pista in cui a parte 4 porte, un gigante la si potrà vedere ammirando la bellezza del che fa. Così sarà per lo stadio, dove c'è la nuova pista con il salto Cristian Medina che lì ha preteso che fosse almeno 50 metri, poi c'è la zona del Bruscetta, anche questa iconica, la del 56,
con un nuovo salto d'arrivo, anche lì insomma una bellissima, pensiamo di ospitare l'evento di chiusura di questo mondiale, poi spenderò 2 parole anche proprio sul cambio di strategia che abbiamo dovuto adottare, no? Date le circostanze, 2 parole sulla flessibilità che abbiamo dovuto mettere come primo punto nella nostra agenda per avvicinarci a questi ultimi 100 metri del mondiale. Però ancora una volta la centralità, quindi pronti per l'evento sportivo, ma anche che il grande evento può fare la differenza. Ci siamo dati dei titoli. Prima di tutto quello dei giovani e della comunità locale, appunto, come abbiamo detto, una comunità locale che ha trovato sincronia, basta pensare appunto che oltre agli albergatori, anche gli artisti si sono mossi in coordinamento, tutta la comunità locale ha ritrovato un entusiasmo. E tutto questo è stato possibile, questa fonte di aggregazione attraverso il credere al nuovo evento. Il nuovo evento appunto è caratterizzato dalla sostenibilità. Io ricordo che noi ci siamo, la fondazione ci si è sottoposta volontariamente a una serie di verifiche in campo dell'ambiente e della sicurezza. Abbiamo un monitoraggio per compensare la produzione di CO2 durante il mondiale, quindi altro titolo super importante per noi è quello della sostenibilità, però ancora una volta non solo la sostenibilità ambientale, ma anche... Mi scusi Alessandro se intervengo, se può avvicinarsi cortesemente al microfono perché ci avvisano che ci sono degli spazi di audio. Grazie, molto gentile. Adesso mi sentite meglio? Spero di sì. Perfetto. Ecco, stavo dicendo, quindi anche la sostenibilità dal punto di vista sociale, quindi non solo questo grande e forte protocollo che ci siamo dati per rispettare l'ambiente, stare attenti alla produzione di CO2 e compensarla, ma anche appunto alla comunità locale, al rilancio del territorio, perché io dico sempre che un posto, se non è vissuto, non può essere bello per quanto dal punto di vista visivo lo sia. Ho detto, per chi non ha sentito bene, siamo pronti per l'evento sportivo. Ho dato indicazioni di quelli che sono stati gli interventi sulle infrastrutture sportive che riguardano appunto le gare con le nuove piste, i nuovi impianti. C'è un nuovo impianto che congiungerà 2 parti della montagna importante, quindi il Tofana con il Cinquettore, anche questo propedeutico al futuro. Abbiamo parlato di recente con il commissario straordinario del governo, che è stato estremamente collaborativo. Anche in questo senso mi sento di sottolineare che il gioco di squadra è stato molto importante. Noi abbiamo lavorato con 3 governi diversi che hanno tutti quanti lavorato e si sono mossi in perfetta sintonia con le esigenze che aveva la fondazione. Anche questa ultima fase, ecco, 2 parole su quello che ci aspettiamo. È chiaro che dobbiamo essere flessibili, noi non sappiamo esattamente che tipo di sarà in termini di frequentazione, di quanti ospiti riusciremo ad avere, se sarà un evento a porte chiuse. Ci stiamo preparando in maniera completa per poter essere un evento tra virgolette normale, sappiamo che potrebbe non essere così. Quindi anche il governo che ci sta aiutando, dandoci delle risorse aggiuntive per poter dedicare una comunicazione ancora più mirata al mondo delle televisioni e al mondo del web. Perché in ogni caso, come vi sappiamo, al di là della presenza fisica, che ci auguriamo sia il massimo possibile per l'evento, sarà un evento che sarà visto da 500 milioni di persone del mondo. Quindi un evento molto importante, il primo grande evento, a questo punto noi diciamo più post-pandemico, ma verosimilmente durante la pandemia, un'occasione e una vetrina straordinaria. Questi sono stati i titoli per cui la sostenibilità anche sociale, la comunità locale, le infrastrutture mirate e soprattutto questo effetto palla di neve, ritrovare l'entusiasmo a livello della comunità locale per rilanciare il territorio, farlo nell'ambito delle regole più efficaci e evolute in termini di sostenibilità, controllo e quant'altro, ma soprattutto, e qui concludo, facendo sì che questo sia, anche se è un traguardo il mondiale di sci, con dei risultati oggettivi e consolidati, ma che sia anche un nuovo punto di partenza. No, si usa dire che il vero mondiale, la vera Olimpiadi inizia quando tutti e spegni la fiammola. Ecco, io penso di poter dire che il lavoro che abbiamo fatto sia stato propedente e fondamentale
per essere un viatico di successo e portarci a queste Olimpiadi, all'assegnazione di queste Olimpiadi del 2026. Io ricordo che assieme all'amico Malagò, quando sono arrivati i commissari, è arrivata il gruppo di persone che doveva decidere sull'assegnazione, è piaciuto molto questa nostra progettualità, far capire che eravamo nell'ambito di un progetto e di un percorso. Quindi grazie a tutti quanti voi e soprattutto, ecco, facciamo il tifo per Cortina, perché se facciamo il tifo per Cortina, facciamo il tifo per Cortina. Grazie ad Alessandro Benetton, lo ringrazio molto per le sue parole, è stato molto chiaro, ci ha illustrato tutta la situazione che andremo ad osservare in occasione dei mondiali di Cortina 2021, ha parlato di Olimpiadi, abbiamo qui da un presidente di Fondazione Cortina 2021, passiamo a un altro presidente, al numero 1 dello sport italiano, Giovanni Malagò, che ringrazio di essere qui presente, di aver accolto il nostro invito. Credo che su questo lui avrà qualcosa sicuramente da dirci per quanto riguarda soprattutto Milano Cortina 2026. Presidente, a lei la parola. Grazie, mi sentite? Sì, perfettamente. Grazie Vittorio, grazie per l'invito. Devo dire che questo webinar è sicuramente un passo significativo in quella direzione su cui stiamo lavorando, e ho molto apprezzato anche le parole di Alessandro Benetton, dell'amico Alessandro, del collega presidente, che ha fatto un chiaro riferimento al Mondiale di Cortina, utilizzando l'espressione è un punto di partenza a quello che una lunga avventura, una lunga tappa, un lungo giro, una lunga volata, usate la parola quella che volete, da adesso fino alle Olimpiadi di Milano Cortina. Sono tutte situazioni che si incastrano l'una con l'altra, perché è chiaro che uno degli elementi che ci ha consentito, al di là della forza del dossier, al di là dell'iconicità, parola che lui ha utilizzato in particolare per le montagne e le piste del Druscier, di avere nella nostra offerta luoghi così simbolici come Milano Cortina. Mi permetto anche di ricordare che è coinvolto anche l'Alto Adige e il Trentino, è dovuto al fatto che noi eravamo riconosciuti, lo siamo a livello universale come le persone capaci, noi italiani, di organizzare al meglio eventi internazionali, in questo caso Anterselva col biathlon, tutta la zona di Val di Fiemme con il fondo e non solo col fondo, la combinata, il trampolino, e adesso Cortina d'Ampezzo con la parte dell'alpino. Oggi perché dico siamo nella giusta direzione? Perché noi stiamo creando una squadra, Milano Cortina. Se ne occupa a tempo pieno l'amministratore delegato Vincenzo Novari, io sono il presidente della fondazione. Ricordo a chi ci ascolta che la Fondazione Milano Cortina è una fondazione privata che esclusivamente gestisce fondi privati con un budget di 1,5 billion di euro, di cui i 2/3 spannometricamente sono assolutamente rappresentati, elargiti dai fondi, dalla dotazione che il CIO, circa 925 milioni di euro, di cui a sua volta un altro 60% sono in cash, il resto sono value in kind. E questa squadra che noi stiamo mettendo in piedi, dove ci stanno ovviamente anche delle strutture locali, tra cui ovviamente i luoghi dove saremo presenti con le competizioni sportive, ha bisogno di professionalità. Professionalità che qualcheduna, mi sento di dire in termini marginali, in termini percentuali, è generica. Se tu prendi, non so, una persona che si occupa di amministrazione, con tutto il rispetto del mondo, non dovrebbe o non cambia molto se quella persona si occupa di un comitato organizzatore di Olimpiadi piuttosto che, non so, che una fabbrica di laterizi. Deve sapere quello che sono i conti.
Certo che quando invece tu vai a trattare nell'ambito di una pianta organica tutta una serie di ruoli che sono estremamente chirurgicamente ben definiti, e lì invece devi avere, diciamo, un curriculum vitae di formazione alle spalle che va esattamente in quella direzione. Pensate solo a quelle dinamiche che sono sul marketing, sulla comunicazione, su tutta la parte della pianificazione dello sport, del trasporto, della logistica. Insomma, sapete benissimo che lì c'è una peculiarità, peraltro che anche spesso, diciamo, mutuata da quello che sono le esperienze internazionali, che è molto importante. Per cui cosa penso? Che l'amico Marco Galdiero, che io sono qui grazie alla sua, diciamo, affettuosa proposta, all'invito, lo ringrazio, così come tutte le persone che mi hanno preceduto e sicuramente quelli che arriveranno dopo. E voglio dire che ENAP-Net, con questi vostri 90 centri professionali di formazione, 50.000 studenti, ragazzi giovani, addirittura tra i 14 e i 18 anni, c'è tutta una dinamica riguardata anche a quelle che sono appartenenze a ceti sociali medio-bassi, a rischio di emarginazione. Secondo me possono essere la piattaforma, la base, diciamo, l'architrave di ragazzi e ragazzi che magari incominceranno a fare un'esperienza all'interno del comitato organizzatore. Perché? Perché considerate che noi costruiamo ogni giorno qualche cosa di più rispetto all'ultimo momento, che sarà la cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi, perché ricordo a tutti che noi organizziamo le Olimpiadi e le Paralimpiadi, per cui arriveremo a regime a circa 36.000 persone che saranno coinvolte nel progetto Milano Cortina. Attenzione, non è che tutti questi lavoreranno nella fondazione del comitato organizzatore, lì i numeri sono ben diversi, arriveranno a regime a circa 600-700, peraltro molti meno di quello che erano le esperienze precedenti. No, ma ci sarà una massa enorme di persone che faranno volontariato, faranno tirocinio, eccetera. Per cui secondo me oggi noi possiamo seriamente provare a costruire con le associazioni di riferimento, visto che sono coinvolti nel vostro webinar anche gli enti locali, i rappresentanti delle istituzioni, ovviamente noi faremo la nostra parte, perché penso che onestamente una di quelle cose che proprio in concreto è utile per voi, è utile per noi, è utile per Milano Cortina, è utile per il Paese. Grazie. Vittorio, non ti sento. Vittorio? Oddio, non ti sento. Vittorio, ecco, ora ti sei. No. il microfono. Non lo sento. Ok, prova a parlare, Vittorio. Vittorio? Penso che abbia problemi di connettività. Ah, va bene. Sentite? Mi sentite? Sì. Sì, adesso ti sentiamo. Ho un problema con il computer anch'io. Grazie Presidente Malagò, credo di aver capito dalle sue parole che lei sta raccogliendo un po' quello che è il messaggio di ENAIP Veneto e di ENAIP anche a livello nazionale da questo punto di vista, cioè questa sinergia tra scuole professionali, volontariato in chiave, in ottica Milano Cortina 2026. Quindi credo che questo sia stato importante, vedo che il suo gesto è chiaro, spero che questo step poi possa proseguire concretizzandolo anche dal punto di vista burocratico, e questo sarebbe sicuramente importante, perché l'importante è la sinergia. Ecco, io la ringrazio Presidente della sua disponibilità, so che lei è molto impegnato. Io adesso abbiamo poco tempo, purtroppo avevo invitato anche alcuni sportivi direttamente coinvolti e che sono stati in passato protagonisti anche di giochi olimpici come Christian Ghedina, Werner Hell e Denise Carbon. Io vorrei dare brevemente la parola anche a Christian Ghedina, che so che è molto impegnato perché è anche papà. Vorrei chiedere appunto a Christian dal punto di vista suo qual è il messaggio che un grande sportivo, un grande campione come lui, ricordiamo che ha vinto 13 vittorie in Coppa del Mondo, 2 medaglie mondiali e oggi è testimonial di Cortina, qual è il messaggio da dare ai giovani in ottica anche sportiva? Christian, ci sei? Non lo sento. Aspetta, mi senti? Ecco, adesso
Ecco. Sì, avevo l'audio. Scusate, buongiorno a tutti, grazie per l'invito anche. E il messaggio che voglio dare io ai giovani è sempre stato il mio obiettivo, il mio focus. Principalmente per me la tecnica è importante, però bisogna avere cuore e tanta fame, no? Per ottenere il risultato. Io ho avuto la fortuna di sciare e di nascere qui a Cortina, un posto fantastico, nelle montagne bellissime. Chiaramente qui tutti i ragazzini imparano a sciare, io ho imparato anche a giocare un po' hockey, prima di sciare avevo giocato hockey, però ho portato avanti lo sci e man mano che sono andato avanti i miei risultati crescevano, però quello che dico prima di tutto Credo che ci siano dei problemi di connettività. Ecco, mi sentite? Mi sentite? Sì, ti sentiamo, Vittorio. Ok, allora purtroppo Christian ha qualche problema di connettività, allora io andrei direttamente da Denise Carbon, che è anche lei stata grandissima campionessa, 6 vittorie in Coppa del Mondo, vincitrice della Coppa del Mondo di gigante, una tra le poche italiane ad aver vinto questa sfera di cristallo nel 2008 e 2 medaglie mondiali. Lei oggi si dedica alla famiglia, vive a Castelrotto. Ecco, Denise, intanto ciao, grazie per aver deciso di partecipare a questo nostro evento. Ecco, a te volevo chiedere da donna cosa ti senti di consigliare, soprattutto alle giovani ragazze che decidono di intraprendere una carriera sportiva e decidono magari di seguire anche le tue orme. Ciao Vittorio, ciao a tutti, intanto vi saluto tutti i partecipanti e grazie dell'invito. Spero che mi sentite, che sia tutto a posto. Sì, ti sentiamo Danny. Allora, come donna, sì, vorrei dire che tante volte anche nello sport il nostro sesso è considerato un po' il sesso debole, perché siamo più piccole e anche non così potenti come i maschi, però in realtà siamo molto più forti di quello che sembriamo. Noi donne non ci facciamo abbattere così facilmente, siamo toste e quando cadiamo ci rialziamo, raddrizziamo la corona e andiamo avanti per il nostro prossimo obiettivo. Perciò noi donne siamo in generale più forti di quello che anche noi pensiamo tante volte e crediamo di essere. Perciò il messaggio che vorrei dare anche a tutte le donne di non dimenticare mai la forza interna anche che abbiamo noi donne e di essere fiduciosi per raggiungere i propri obiettivi. Per quello un in bocca al lupo a tutti e soprattutto alle donne. Partecipare alle Olimpiadi di Torino 2006, quindi un'Olimpiade italiana. Andiamo verso un'Olimpiade che sarà quella del 2026, 20 anni dopo Torino. Dunque sicuramente tu sarai lì magari da spettatrice, ma magari i tuoi figli forse no, però ci saranno molti giovani, magari anche delle tue parti, che saranno protagonisti a queste Olimpiade. Infatti 2026 è alle porte, gli anni volano, sarò sicuramente presente, forse anche in qualche ruolo, non si sa, ma sicuramente come tifosa anche i miei bimbi saranno già grandi abbastanza per sentire un po' lo spirito olimpico, tutto quello che c'è dietro, e spero anche di poterli raccontare qualcosa sugli Olimpiadi come li avevo vissute io. E poi magari avrò anche più tempo più avanti di seguire anche dei giovani. Adesso nel frattempo seguo un po' qua nel mio piccolo i ragazzi dello ski team nella preparazione atletica,
e d'inverno un po' sugli sci, ma vediamo più avanti se riesco a dare ancora di più della mia esperienza ai giovani. Ecco, grazie a Denise Carmo. Ricordiamo che Denise Carmo, tra l'altro, ha un legame particolare con Cortina, perché lì ha colto il suo primo podio in carriera in Coppa del Mondo, dunque sicuramente Cortina per lei rappresenta una località importante nella sua carriera sportiva. Ecco, io volevo salutare anche Werner Hell, che è un altro grande atleta della squadra azzurra, è stato un grande velocista, 3 vittorie in Coppa del Mondo, sei stato testimonial dell'Unicef anche, sul tuo casco c'era l'emblema dell'Unicef, quindi molto vicino a quello che era l'infanzia. Oggi è una sorta di talent scout per Atomic, il più grande marchio di produttore di materiali da sci, gli sci per ricordare di Sofia Goggia o di Marcel Hirscher. Ecco Werner, tu che vivi adesso questo mondo giovanile, qual è il messaggio che ti senti di dare a questi ragazzi che vogliono magari intraprendere una carriera sportiva, magari raggiungere anche i traguardi che hai raggiunto tu e andare magari oltre? Non ti sentiamo, Werner. Il microfono chiuso. Sì, infatti, succede spessissimo perché sei... Sì. Poi ti dimentichi di disattivare il microfono. No, dicevo ciao a tutti, buongiorno a tutti, grazie mille dell'invito, mi fa molto piacere. Soprattutto a questi eventi, nel senso a questi meeting, no? Dove praticamente parlano presidenti, giornalisti, sportivi, perché è un aiuto enorme per tutti quanti, per i giovani, anche per noi, per me stesso, perché imparo sempre delle cose in più e questo veramente mi fa molto piacere. Il messaggio per i giovani è sempre lo stesso, no? L'ho anticipato già prima molto bene anche il mio amico Cristian Ghelina, che devi avere tanta fame, no? Tanta fame per raggiungere certi obiettivi e mai mollare, no? E certamente devi essere anche molto fortunato in tutto, no? Che non ti fai male in certi periodi, che hai i risultati giusti proprio in certe gare, che dopo questo ti aiuta di entrare in certe squadre, no? Nelle squadre più alte, no? E dopo certamente al cancelletto, come diciamo noi, sei sempre da solo, per quello devi sempre fare tutto da solo, no? Quindi diciamo giù per la pista e niente, però io sì, adesso ho questo ruolo qua con Atomic che seguo tutto il settore giovanile per l'Atomic Italia e questo mi fa molto piacere. Questo sicuramente, con tutta l'esperienza che ho fatto nel passato, può essere un bel aiuto per i miei talenti che ho e si vede già qualcosa che si va nel porto o nella direzione giusta. Ecco, grazie Werner, ti ringraziamo. Purtroppo i tempi sono stretti, si potrebbe andare avanti a oltranza con tutti voi per raccontare altre cose. Visto che tu hai parlato di Olimpiadi, anche tu hai colto questa occasione oggi per comunque dare un segnale, un messaggio. Io lancerei adesso il video da Milano Cortina 2026 e poi andiamo alla conclusione di questo evento. Speriamo poi ce ne siano altri in futuro. What a blissful day, a sunny day. A calm and quiet breeze after a gale. A gentle crisp whiff makes it a holiday. What a blissful day, a sunny day. We are the land of sunlight. We are a land of delight. It might have been our history. Credo che c'è qualche problema a far partire il video. It might be our geography, or just our wondrous plot. The mamas and papas and the heartwarming food are part of the story, but don't tell it all. We are thousands of years of civilization, amazing old churches and castles and rocks, paintings and monuments, and a city that floats. The whole of humanity has passed through our nature and left in its wake these marvelous beauties we firmly believe to preserve and to nurture our enduring tasks and paramount duties. Facing a challenge is something we always strive on. It must have to do with our vision of the world, greatest ideas and tiny perfections. We are always ready to get the job done. And when it comes to mastering beauty, surely we are second to none. Call it ingenuity, call it creativity,
There are explanations of all sorts. We think it's our passion for fair competitions. You can call it if you want, plain and simple, passion for sports. The reflective, the scariest, the physical, the fast ones, the largest of gatherings and the crazy small crowds. There's a passion for everything and a sport for everyone. It's in our heritage and in our DNA. Our appetite for sport comes from our 5 ringed days. But make no mistake, we know it for a fact, our Olympic days always come with a pact. A pact among our people, the fathers, the mothers, the grandpas and sons. A pact among cities, regions and barns. Whatever we build, whatever we create, is here for the future, is here to stay. And it's not only about bricks and mortar, tarmac and ice. If it's not about the culture of sport, then it's just a roll of the dice. It's teaching, it's learning, it's passing a torch, it's creating a passion so hot it might scorch. We are ready for the... Grazie, abbiamo dovuto tagliare un attimino perché purtroppo i tempi sono quelli, dobbiamo chiudere alle 11:25, sono gli inconvenienti della diretta questi, come direbbe qualche mio collega più famoso. Io ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, ringrazio soprattutto Cristian Ghedina che non ha potuto parlare, qualche problema per lui dal punto di vista del hardware e del software. Ringrazio Werner Hell che è stato qui con noi, collegato da Milano. Ringrazio Denise Carbon, credo che è stata collegata con noi da Castelrotto. È sicuramente una cosa importante che voi come atleti siate stati qua presenti per lanciare un messaggio soprattutto al mondo giovanile, che lo sport è importante, soprattutto in chiave anche attività fisica soprattutto, ma poi anche eventualmente di proseguire nella carriera magari agonistica e diventare magari dei campioni come lo siete stati voi, come è stato Christian, come è stato Werner, la Denise e tanti altri che in questo momento ci stanno regalando grandi successi in giro per il mondo. Io ringrazio il presidente Giovanni Malagò che ci ha già salutato, altri impegni, Flavio Roda, presidente della FISI, ringrazio Giorgio Sbrissa, amministratore delegato di ENAIP, ringrazio Alessandro Benetton, presidente della Fondazione Cortina 2021, ringrazio il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, che è stato con noi, e io adesso darei la parola a Sandro Dal Piano per la chiusura definitiva. Io vi ringrazio, spero di essere stato all'altezza di questo mio ruolo, è la prima volta che lo faccio, quindi vi chiedo scusa se sono mancato in qualcosa. A te Sandro. Assolutamente, non sei mancato in nulla. Ringrazio anch'io tutti coloro che sono intervenuti con le parole più belle che ho sentito del video: passione, insegnamento e apprendimento. Chiudiamo questo bellissimo appuntamento. Sono contentissimo, felice e rilancio la nostra disponibilità a tutto il mondo dello sci e dello sport in generale, di essere protagonisti con i nostri 4.000 giovani veneti, e non solo, appunto perché siamo presenti, come diceva prima Giorgio Sbrissa, in Trentino, in Lombardia, in Alto Adige. Siamo a vostra disposizione. Grazie ancora, e un saluto, un carissimo saluto a tutti gli atleti con i quali sono cresciuto con la mia passione, che è quella dello sci. Grazie. Credo che questo gesto del